Dico solo che Francesco ha ricevuto la corona bianca da due angioletti della purezza. Santo ragazzo. E questo è il messaggio che mamma Monica ci affida nell'ora del dolore più cupo, quando verso le 12:30 dall'ULSS 2 confermano il decesso del 22enne che da 10 giorni stava lottando per la vita dopo l'aggressione shock subita in via Castelmenardo. Lo sforzo per salvare Francesco Favaretto, giovane trevigiano residente in via Toscana, è stato corale. Abbiamo cercato in qualche modo di aiutarlo a sopravvivere, però purtroppo la situazione è talmente grave che è stato impossibile, ecco, fare in modo che lui comunque ne uscisse. Troppo profonde le lesioni riportate da Francesco quel maledetto giovedì sera quando è stato accerchiato e aggredito in due fasi per qualche grammo di hashish, prima con delle coltellate, poi con una bottiglia, 10 giovanissimi identificati, 6 di questi minorenni, 3 al momento gli arrestati, tra cui un minore di 15 anni. Ora per diversi di loro l'accusa diventa di omicidio, oltre alla rapina. Innanzitutto la vicinanza da parte mia e dell'amministrazione alla famiglia di questo ragazzo. Ora non parliamo più di tentato omicidio, ma parliamo di omicidio e quindi è giusto fare chiarezza. Ma un conto è l'indagine, un altro il dramma. Marinella è tra le amiche più care di mamma Monica. Gli ho aperto la mia casa proprio perché lei potesse trovare anche del calore perché Monica viveva al freddo, senza acqua, senza gas e senza luce. Però era una donna tosta che si è tirata su un figlio da sola. Una vita di sacrifici e rinunce e poi quel mostro, la droga, che stava pian piano divorando Francesco, in passato cameriere a Treviso e in Alto Adige. Era stato anche in comunità Sant'Angelo Francesco. Non c'era giorno che Monica praticamente non lo facesse ragionare e cercava di farle capire in tutti i modi di cambiare strada. La notizia piomba sul condominio di via Toscana dove la ragazza abitava come un fulmine. Maria Zorzi è la vicina di casa. E prima chi poteva fare qualcosa avrebbe potuto fare qualcosa per quel ragazzo. Tante volte Francesco piangeva con sua mamma e diceva: io sento un vuoto dentro di me, sento un vuoto, sto male, però non ce la faccio.